Assessore Donazzano, una firma importante per sostenere i centri dell'impiego. Ma il riconoscimento anche che i servizi per il lavoro che in Veneto trovano equiparati i centri pubblici per l'impiego, quelli che stanno soffrendo di più di una riforma delle province che in effetti è una riforma un po' sbilenca, ecco, equiparati ai servizi per il lavoro privati hanno dato un risultato straordinario, cioè quello di essere molto ramificati sul territorio e dare servizi alle persone che cercano lavoro. La firma oggi è un segno importante, un'attestazione di efficienza di un sistema, quello veneto. Senta Assessore, però spesso piovono critiche su questi centri per l'impiego, cioè sembra che sia solo una facciata e poi come risultato, quali sono i numeri effettivi della rimessa nel mondo del lavoro? Intermediano circa il 3% della popolazione, il che è un po' poco, ma è sicuramente il dato più significativo di tutta Italia. Gli altri 100 intermediano molto meno. C'è da una parte una fragilità di un sistema perché sono demotivati, sono invecchiati, non hanno avuto una crescita in questi anni, sono stati un po' abbandonati. Io spero che sotto il nostro governo e quindi sotto il governo regionale possano trovare nuova motivazione.